E siamo arrivati anche alla fine di questa giornata che ci ha visto qui a Foligno a girare tra i primi piatti d'Italia e ci sembrava giusto anche di fermarci noi seduti a tavola con un grande chef. Io veramente do con piacere il benvenuto a Gabriele Ferron, chef veronese che questa sera ci ha intrattenuti con le sue specialità. Il riso di Verona, il riso dell'Isola della Scala, che non solo tu prepari ma tu produci con la pila di famiglia che risale ben al 1650. Esatto, sì, certo, sì. È una tradizione familiare ormai che ha radici profonde nella nostra pianura. Però io direi che siamo qua, ma non solo riso. Questo è il bello, che noi nel Veneto abbiamo un'area straordinaria. Abbiamo la Laguna Veneta che ci dà delle cose meravigliose, il pesce, gli ortaggi, dopo ci spostiamo, andiamo a Bassano con ad esempio l'asparago, abbiamo i monti con questi formaggi meravigliosi, il radicchio, che ogni provincia addirittura ha una tipologia di radicchio, pensa, è straordinario. Noi questa sera abbiamo presentato l'arte culinaria del Veneto con i prodotti del territorio. Secondo me è una gioia venire in un'altra terra, l'Umbria, dove anche qua c'è una ricchezza culinaria straordinaria, presentare e essere accolti, ma così, con una grande aspettativa da parte di tutti i nostri ospiti. Addirittura quel gruppo di 40 persone 2 mesi fa ha telefonato per prenotare. È una gioia immensa. È una grande soddisfazione, penso per te. Tu hai fatto un elenco di molte eccellenze del territorio veneto, tutte che guarda caso si possono ben sposare con il riso, si possono amalgamare, dar vita a quella creatività che ogni chef poi insomma sa fare. E questa sera noi siamo anche circondati da una squadra che ti ha un po' coadiuvato nella preparazione di questi piatti di degustazione. Per curiosità, quanto riso hai cotto questa sera? Parte il riso che abbiamo cotto, io dico che se non ci fossero questi ragazzi che oggi sono qua con l'entusiasmo, con il sorriso, perché lo fanno con il piacere di imparare un qualcosa che sarà la loro attività di domani, questo è il discorso. Il riso che abbiamo cucinato, io credo che siamo andati oltre i 60-70 kg di riso, perché veramente il pubblico è stato molto numeroso e hanno mangiato di gusto e della bella quantità anche. Anche noi, li vogliamo presentare questi ragazzi che sono dell'Istituto Alberghiero di Adria, dell'Istituto Tecnico di Verona, e qui abbiamo il professore di questi ragazzi di Adria e salutiamo Andrea Leone Favora. Insomma, come sono sti ragazzi? Ma sono bravissimi, anche perché loro ci mettono tutto il loro impegno per fare queste manifestazioni, perché è tastare sul campo quello che è il loro futuro prossimo, diciamo. Quindi vengono qui con la voglia di imparare, perché lo sanno già che non vengono qui in ferie, tra virgolette, ma vengono veramente a fare un lavoro molto molto importante, che sarà sicuramente il loro futuro, perché da come lo fanno di passione, come lo esercitano qui all'interno in questa taverna, è sicuramente il loro domani, sicuramente. E io sono grato a questi ragazzi perché aiutano a far grande anche il nostro istituto, perché noi non potremmo vivere se non avessimo i ragazzi. Gabriele, qui vedo che stava partendo un applauso a voi stessi, ma insomma è giusto. La passione di questa professione, tu che sei ambasciatore della nostra cucina nel mondo, perché tu esci dai confini nazionali per proprio andare a raccontare, ma proprio a farlo vedere, e capisci quanto è importante, quanto desiderio e voglia c'è di imparare, di conoscere le bellezze di un territorio, ma perché tu le sai trasmettere con la passione. Sì, quando mi chiamano per così presentare questo risotto, perché il risotto sappiamo che è una paternità italiana, nessuno ce la può rubare. I nostri cugini francesi che a volte, scusa il termine, se la tirano perché loro dicono che hanno i miglior formaggi, il miglior vino. Diciamolo. Qua però non devono dire niente, non devono replicare, perché il risotto è una paternità unica al mondo, pensa a te, è straordinario. Quando mi chiamano, io vado via sempre con quell'entusiasmo di imparare qualcosa di nuovo. Perché vado in un'altra terra dove scopro tradizioni, scopro prodotti anche nuovi e ti dirò che il riso, viverlo dalla campagna, viverlo durante la lavorazione nella vecchia pila del 1600 e dopo viverlo nella padella,
nella pentola dove tu lo cucini, con questo brodo appena fatto, con questi ingredienti freschi. Io dico sempre una cosa, che un cuoco con i prodotti freschi, con i prodotti buoni si deve impegnare per fare un piatto cattivo. È una tragedia. Ecco, qua con questi ragazzi veramente sono giovani, però li vedi già che hanno il sorriso, la passione, no? Faticano perché oggi abbiamo fatto quante? Crepe. 160 persone. Questo è l'aiuto chef? 260, ma ne abbiamo solo in un turno. Ecco, 450 persone. Abbiamo faticato anche perché abbiamo 2 braccia a testa, non è che siamo dei maghi. Ecco, abbiamo faticato, però eccoli qua, guarda che sorriso. Sono sorridenti, Sì. belli, freschi e appagati, insomma, mi sembra che sia stata una prima serata di questi lunghi 4 giorni qui a Foligno, intensi e piacevoli. Che dire, replichiamo, facciamo un saluto, replichiamo per quello che saranno le serate a venire e vogliamo salutare i nostri amici che ci stanno guardando da casa, magari tutti insieme diamo l'appuntamento, anzi passiamo la linea al nostro amico Claudio Di Stefani che si trova da Celeste per il Coccofungo, però noi qui da Foligno un saluto a tutti quanti, un invito a mangiare riso e a mangiare tutto quanto con il riso si può fare, compresa quella deliziosa cremina di riso che volendo si può accompagnare al dolce e anche al salato. Ciao a tutti e Claudio, linea a te.